Signore e signori, amici ed amiche del calcio a 5, buon pomeriggio e benvenuti dal Palanselmi di Fabbrica di Roma in occasione della terza giornata del girone di Serie B nazionale di calcio a 5. E allora in campo la squadra di casa che affronta il Mirafin, come detto, al terzo appuntamento di questa stagione 22-23. La partita sta per cominciare, intanto fischio d'apertura che non tarda ad arrivare. Vale al rinvio, rimane in zona Lopez che va subito da Cicciotti, buona la combinazione con Evandro, è rimasto solo Galati in avanti che supera Barigelli, riesce a mettere il pallone alle sue spalle, arriva così il gol del vantaggio della Mirafin dopo 3 minuti nel primo tempo, con la firma di Galati. 1-0 dalla Real Fabbrica di Roma. Però favorita la conclusione per De Camillis che sfiora la traversa e termina alta. Allora, come detto, Proietti sta riuscendo a fare quel lavoro sporco che tanto servirebbe alla squadra di Lucchetti. Intanto servito proprio il 14, torna fuori da Frigerio, c'è Santomassimo che va in dribbling, si presenta davanti Favale ma non riesce a battere. Buona uscita di Favale, seguiamo il contropiede della Mirafin, pallone in avanti per Cicciotti, leggermente oltre per Favale, subito a rimettere a terra Lopez, dunque Cicciotti, una combinazione fra i due, quindi Evandro che si è allargato sulla sinistra, ancora Cicciotti, il pallone è rimasto in campo, Evandro se n'è andato via, occhio al numero 2 che va a calciare con la punta Barigelli, poi ancora Evandro, il pallone rimane lì, Galati col mancino, mette in porta il gol del 2-0. E qui però ci sono delle colpe che mi sento di assegnare ai ragazzi della Fabbrica di Roma, non tanto, intanto occhio alla possibilità, c'è la conclusione che va ad infrangersi sul palo da parte di Jacopo Paolucci. Favale che continua a zoppicare, l'impressione che Mir voglia tenerlo in campo per tutto questo primo tempo, intanto Conti con il colpo sotto per poco non mette dentro il gol del 3-0. Problema per Barigelli, subito rinvio, Paolucci, complicato il controllo con il tacco che di fatto non riesce al numero 19, poi occhio a recupero di Stentella, il pallone sfiora ancora l'incrocio e termina largo, ed è un peccato perché era comunque una buona possibilità, 60 secondi, pochissimo di più ancora da giocare in questo primo tempo. Qui sbarra, passa su Evandro, poi va dentro Lopez, gran chiusura. Suona la sirena, arrivano i due fischi del direttore di gara dopo 20 minuti effettivi. Real Fabbrica 0, Mirafin 2. Arriva ora il fischio che dà inizio alla ripresa. E ora vediamo se avrà portato consiglio alla squadra di Lucchetti. La pausa intercorsa fra le due metà, subito il pallone dentro per Paolucci che non riesce a lavorarlo, va a girare verso la porta. Allenatore della Real Fabbrica, seguiamo l'iniziativa che ora si dispone centralmente, Stentella, va da Santomassimo, ora Paolucci, il pallone torna buono per Jacopo, Santomassimo riesce a battere Favale dopo un minuto nel secondo tempo, dimezza lo svantaggio Fabbrica di Roma con la marcatura di Jacopo Santomassimo, 2-1. E allora seguiamo questa possibilità sul calcio di punizione, è rimasto Jacopo Santomassimo sul pallone, pronto il 23, lunga rincorsa, impattata piena la barriera, scomposta dalla solo Cicciotti, poi il pallone di nuovo in avanti per Stentella che riesce a farla passare, Favale. Frigerio va dal neoentrato Musilli, ancora il numero 11, Jacopo Santomassimo. Si torna da Frigerio, ancora Stefano Frigerio, ricevuto da Musilli, poi sulla pressione di Cicciotti si va da Santomassimo, Musilli, un controllo a seguire, occhio alla possibilità per Musilli che calcia ma il tentativo è largo, poi occhio a Galati che rischia, la lascia lì per Proietti a tu per tu, il pallone ribattuto per la traversa e l'incrocio incredibile ad 1 centimetro dal gol del 2-2 Fabbrica. Intanto occhio qui alla possibilità per Conti che va in dribbling, c'è anche Cicciotti che dopo l'intervento di Barigelli non riesce a fare centro.
continua a crederci il Real Fabbrica di Roma. Qui Santomassimo sbaglia il controllo, occhio però a Lopez che fa finire il pallone sui piedi di un avversario. Santomassimo qui non si intende con De Camillis, non si chiede la combinazione ma è in difficoltà Mirafin. Fabbrica che recupera, occhio a De Camillis con spazio, va a calciare, fa Vale, tutto pronto per andare, parte con il destro, fa Vale, pare Stentella, prova il dribbling, riesce a passare, a scagliare il destro, fa Vale, pare poi Santomassimo, vediamo se prova a dribblare, prova ad andare in verticale, il pallone non passa, poi la conclusione da parte di Evandro per il gol che ipoteca il risultato 3-1 allo scadere. Suona qui la sirena, arrivano i fischi della terna arbitrale, Mirafin passa su Real Fabbrica di Roma con il risultato finale di 3-1.